come situazione nella regione Friuli-Venezia Giulia di minoranze linguistiche nazionali particolari, quindi da tenere presente a livello europeo, e questo spiega anche i contatti che ci sono anche con questa trasmissione tra Catalogna e Friuli e regione Friuli-Venezia Giulia. E condividiamo lo schermo e andiamo infatti a questo numero della rivista Minoranze, anno 1, terzo trimestre 1976, speciale per il Friuli, il Siemen Studi Documenti, il Centro Internazionale Scarré sulle minoranze etniche e nazionali, centro fondato da Aurelio Argemì in Italia e poi trasferito dopo la morte di Franco a Barcellona, centro che ancora guida per esempio l'aggiornamento della Carta dei diritti linguistici che è stata scritta dal Siemen, dalla PEN, con l'approvazione della Generalitat di Catalogna e così via, che è diventato materiale di lavoro per le Nazioni Unite e che adesso è in una fase di aggiornamento. Ecco, però vi richiamo questo ambito per far vedere come ci siano ponti già che risalgono a questo è il 1976, siamo nel 2026, potremmo dire 50 anni di attenzione dal Siemen al Friuli. Ecco, ricordiamocelo quando sentiamo nominare il Siemen, sentiamo nominare la Catalogna, specialmente in questa trasmissione. Ecco qui che vedete la struttura della rivista con la carta del Friuli, la scheda e poi tanti piccoli saggi che vedete sul terremoto, sulle lezioni per coordinare la vita nei campi e le proposte alternative e la metodologia ufficiale di intervento, decentrare il servizio, mozione contro i ritardi, cioè vedete come viene interpretato in maniera autonomista anche il terremoto del Friuli in questa rivista. C'è tutte le tematiche di grandi attualità che oggi, per esempio, tornano alla luce del sole, con per esempio il dibattito sulle province e così via. Tutto è già scritto, è già presentato dal Siemen in questo numero della rivista. Qui è l'editoriale, e qui vediamo una mappa del Friuli con Codroipo, con San Vito, c'è anche Pordenone, con ovviamente anche Gemona, Tolmezzo, La Carnia, Monfalcone, Aquileia, Udine ovviamente, e quindi andiamo avanti. Ecco i friulani, storia, terra e popolo, lingua e letteratura friulana, vedete il popolo va subire le successive invasioni, i flussi di visigoti, eccetera, eccetera. Quindi vedete come è ben dettagliata le tre zone in cui si ripartisce il Friuli occidentale, dal Livenza fino al Tagliamento, centrale tra Tagliamento e lo Iudrio, orientale fino al Timavo. Sono state variamente lottizzate da parte degli stati dominanti, con la politica regionale dello Stato italiano del dopoguerra, per cui il Friuli forma un insieme con la regione Venezia Giulia. Il mandamento di Portoguaro viene annesso al Veneto, la zona compresa tra Livenza e il Tagliamento è parzialmente venetizzata. La friulità nella zona orientale, ora limitata a 12 dei 25 comuni della provincia di Gorizia, è messa in pericolo. Tematiche che sono attuali. Lingua e letteratura friulana risalgono al 1150 circa, le più antiche attestazioni della lingua friulana, attorno al 1300, si collocano i primi componimenti poetici, si ha allora una produzione letteraria popolare significativa. La Villotta, ovviamente, economia, autonomismo,
autonomismo friulano, Friuli, dalle servitù militari, il terremoto, e qui la geografia umana e la cultura del Friuli. Anche qui un saggio, brevi note, ma che sono molto, molto concrete. Richiamano Dante, il riconoscimento della lingua friulana, consistenza numerica del popolo friulano, vita culturale friulana, tutte le tematiche, autonomismo. Ecco, praticamente qui sono tutti i temi che la patria del Friuli, la contadinanza, e qui sono tutti i temi che per esempio adesso sono patrimonio di un'altra associazione della quale sono socio fondatore, presieduta dal professor Fabbro, che è l'associazione per una terza ricostruzione del Friuli, e cioè pienamente in linea con proprio questo tema dell'aggiornamento dei diritti linguistici, e cioè il fatto di a salvare qualcosa dell'identità friulana e delle istituzioni autonomiste, autonomismo friulano, centralismo italiano, vediamo, ecco qua. Ecco, ora però vi faccio, vi tengo informati su una nomina 2026, mi è stato richiesto dal PEN Català, professoressa Vincenta Tasa Fuster, che è la codirettrice della cattedra di diritti linguistici dell'Università di Valencia, l'unica cattedra di diritti linguistici in Europa, però è anche la responsabile del settore diritti linguistici del PEN Català, e il PEN Català guida insieme al Siemen l'aggiornamento della Carta dei diritti linguistici, e mi è stato chiesto ehm, che diciamo, ehm, questa lettera all'esistenza di questa Dichiarazione universale dei diritti linguistici adottata in Barcellona nel 1996 è a lungo servita come una chiave della società civile ed è un riferimento alle istituzioni per la protezione e la promozione dei diritti linguistici. In questo contesto un numero di organizzazioni ritiene di ehm, riconoscere un ruolo anche alla sua preparazione, diciamo, e quindi le chiede di fare parte, mi hanno chiesto di fare parte del comitato di revisione della dei diritti linguistici, e che questo comitato inizierà i lavori direttamente da ottobre a dicembre 2026. Allora, intanto io segnalo, poi questo lo invierò anche agli amici direttamente che ho ben presente e che sono conosciuti per il ruolo che hanno nel mondo delle minoranze linguistiche, in particolare di quella friulana, ma non solo. Pensavo al presidente della Società Filologica Friulana, professor Federico Vicario, caro amico, al direttore della agenzia dell'Arlef, dell'Agenzia per la Lingua e la Cultura friulana della regione Friuli-Venezia Giulia, all'ufficio regionale dello sloveno che corrisponde all'agenzia Arlef per quanto riguarda la lingua slovena, a Bojan Brezigar come grande esponente del pensiero autonomista sloveno, e anche per certi versi con un ruolo diciamo neutro tra la comunità slovena che si ispira ai valori della socialdemocrazia e anche del comunismo in passato, e a quella invece cattolica. Lui è un liberale, quindi è un
è una posizione, diciamo, di valore riconosciuta, direi, completamente della minoranza slovena. Ha diretto il giornale della minoranza linguistica slovena, è stato segretario del Ministero degli Esteri nel momento della nascita della Repubblica Slovena, quindi ha avuto un ruolo importante. E qui vediamo quindi un riconoscimento, quindi, che è quello che mi è stato dato. Io chiedo a questi amici di aiutarmi, di intervenire, di cercare di inviare dal punto di vista della minoranza slovena, dal punto di vista della minoranza friulana, aspetti rilevanti per l'aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei nuovi media, per l'aggiornamento della Carta dei diritti linguistici, che poi verrà presentata come nella sua versione aggiornata alle Nazioni Unite. E, ecco, un'altra incarico che mi è stato dato, questo alla fine del novembre 2024, questo dall'ufficio sloveno della regione Friuli Venezia Giulia, che mi ha chiesto di collaborare alla toponomastica bilingue nell'ambito del gruppo di lavoro. Come giurista sono stato individuato io per la. Ecco, dice che ovviamente su segnalazione, suggerimento del professor Andrea Cantile, presidente della Commissione per la toponomastica ufficiale italiana dell'Istituto Geografico Militare, che l'ha indicata a fronte della sua pluriennale esperienza in materia di toponomastica e minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia. Io ho anche una monografia pubblicata, tra l'altro, proprio per i tipi della più prestigiosa casa editrice giuridica di Spagna, per una collana di studi dell'Università di Valencia. Quindi, comunque mi è stato dato questo riconoscimento di giurista per quanto riguarda l'attività sulla toponomastica bilingue italiano-sloveno per la minoranza slovena. Quindi devo ringraziare in questa puntata di Ferragosto questi due riconoscimenti importanti, e che io, ripeto, voglio condividere anche con gli ascoltatori di questa trasmissione, soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento della Carta dei diritti linguistici. Chi è interessato alle minoranze linguistiche e nazionali prende la carta, che è disponibile anche sul sito, per esempio, del Siemen di Barcellona, e può leggerla in diverse lingue, cioè in francese, inglese, spagnolo e catalano, direi, e segnalare gli aggiornamenti che ritenesse opportuni. L'email per segnalare questo aspetto, vi do la mia. In una prossima puntata vi darò anche altre email. La mia è guglielmo.cevolin@uniud.it. Ovviamente io girerò al comitato di aggiornamento di questa carta sui diritti linguistici i materiali o le richieste o le note che mi verranno inviate. Bene, ecco, ora siamo